che pista sono? Sulla 1? Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore, non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho una faringola, l'incontracheite. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, butta caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi, decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano. 5. Campionare i suoni di Prince. 6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, butta caso Coppi, Caruso, Lindbergh. Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo, se lui è solo Va bene, se è sposato, non va bene, se lui è solo perché lei si va droga, bene, se lui è solo perché preferisce drogarsi, va bene, se lui è solo perché lei è un po' puttana, lasciare in coda il numero di telefono di lei. grazie. 9. Parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tua sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città, Parigi, Cernusco, Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte, è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo. Nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi. Giusto? No, tutti insieme. Giusto? Giusto. Ti amo Italia. Dimenticato niente? Ah sì. Prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco. Ciao, buonasera, benvenuti a tutti e grazie per essere in tanti con noi ad ascoltare queste proposte. Presento coloro che siedono qui al tavolo con me. Marcello Lamatina, docente presso l'Ateneo di Macerata, Stefano Bonagura, che è critico musicale. Accanto a me c'è il nostro direttore artistico Piero Cesanelli. Io sono Ezio Nannipieri, accanto a me Marco Maestri, compositore, e Roberto Giambò, docente presso l'Ateneo di Camerino. E l'applauso va anche ai nostri collaboratori universitari a sinistra e a destra, seduti ai tavoli alla sinistra e a destra, che quest'anno, dopo aver avuto negli anni scorsi un ruolo consultivo nella scelta dei finalisti, continuano ad avere questo ruolo, ma sceglieranno anche a proprio insindacabile giudizio uno dei 16 finalisti. Ora, a me capitano delle cose sul tavolo che bisogna che legga, mi dicono, per cui
Vi informo che oggi per il Theater Food, gentilmente proposto dal catering della Filarmonica, il menù prevede vincisgrassi, cestino di frittura, olive e tempura di verdure, tagliere di affettati con piadina e focaccia, insalata d'inverno con selezione di formaggi, piadina fantasia, il tutto a 7 euro a piatto. A piatto qua c'è incluso un bicchiere di vino e mezzo litro di acqua o altra bibita. Sì, questo. No, questo va bene. Va bene, ci sono anche le dolci note, cioè crema maceratese o Choco Crick. Bene, cominciamo la serata, cominciamo con la musica e diamo il benvenuto ai musicanti di Crema. Buonasera a tutti, noi siamo la versione acustica dei musicanti di Crema, veniamo da Parma e adesso le canzoni che vi suoniamo sono C'è una luce, a cui seguiranno Le follie di Mr. Hyde ed infine Un drink tropicale. Il male mi rincorre più spietato d'un lupo, mi svuota d'ogni senso, spezza tutto a metà. A volte sembra arrendersi per qualche minuto, ma poi torna più implacabile d'un attimo fa. Mi tuffo alla ricerca del tesoro perduto, annego in un abisso che fondale non ha. E come puoi sentirmi più se grido in cerca d'aiuto, quando ormai l'amore è un sordo senza alcuna pietà. C'è una luce che non riesce più a brillare, rimane solo un gelido buio, ma se non mi smarrirò nell'uscire da questa oscurità, magari chi lo sa, se potrò dire d'esser maturo. Ti ho resa la più bella consumando la voce e tramutata in stella dentro ad ogni città, protetta dalle trappole del tempo vorace, poi dispersa fra le tenebre per l'eternità. Nessuno la possiede, una sfortuna più atroce di chi non sa gestire la fortuna che ha, ed ogni attimo di pace lo consuma veloce nel rimpianto della pace persa un attimo fa. Ma tutto l'amore che c'è, nasce e finisce con te, me ritorna da me, ritorna da me.
luce che non riesce più a brillare, ma correrò a cercarti nel buio e troveremo il modo di uscire da questa oscurità, e all'alba chi lo sa, se ci riscalderemo al sicuro. Ah, oh, ah, 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 oh, ah, ma cosa ci posso fare se non riesco a cambiare? Se il tempo non mi aiuta a guarire, mi ostino a convertire i miei sogni alla vita reale, per invecchiare senza impazzire. Ma cosa ci posso fare se non riesco a capire la fantasia perduta quel giorno dove è andata a finire? Mi ostino a consumare le notti provando a volare, stavolta Peter Pan è destinato a fallire. Ci si prova e si riprova, ma lo sai che l'equilibrio non si trova. Ci si prova e si riprova, ma non va mai. Ci si prova e si riprova, ma alla fine Dr. Jekyll si ritrova a seguire le follie di Mr. Hyde. Ma cosa ci posso fare se non riesco a cambiare? Se il Dorian Gray che è in me non si decide ad uscire, e quando poi s'annoia di brutto se scende le scale, Lucignolo lo aspetta in cortile. Ma cosa ci posso fare se non riesco a capire? Se lascio a briglia sciolta l'istinto, dove vado a finire? Mi ostino a conservare l'amore in un congelatore, lo tiro fuori soltanto ad aprile. Ci si prova e si riprova, ma lo sai che l'equilibrio non si trova. Ci si prova e si riprova, ma non va mai. Ci si prova e si riprova, ma alla fine Dr. Jekyll si ritrova a seguire le follie di Mr. Hyde. Ma cosa ci posso fare se non riesco a cambiare? Se scrivo per portarti a scoprire immagini nascoste qui dietro alle 1000 parole, prima che il tempo le possa sbiadire. Ci si prova e si riprova, ma lo sai che l'equilibrio non si trova. Ci si
prova e si riprova ma non va mai. Ci si prova, si riprova, ma alla fine Dr. Jekyll si ritrova a seguire le follie di Mr. Hyde. Ci si prova e si riprova, ma lo sai che l'equilibrio non si trova. Ci si prova e si riprova, ma non va mai. Ci si prova e si riprova, ma alla fine Dr. Jekyll si ritrova a seguire le follie di Mr. Hyde. 2, 3, 4. Si consuma così, di stagione in stagione, fra le dita mi sfugge rapida. Non cercarmi più qui, quando torna Natale, col suo carico d'aria gelida. Primavera tutto si colora, un istante dura l'eternità. Poi l'estate che se la divora, ma già paura perché lo sa che l'autunno aspetta l'occasione buona di darla in pasto all'oscurità. Ma deluso resterà l'inverno che quando giungerà sarò già scappato via su una bici verso il mare. A ogni respiro più distante da qui il buio non mi avrà mai e dovrà darsi pace. Non mi servono jeans, tanto meno valigie, starò nudo fra bacche di guaranà. Non cercarmi più qui, fra le fitte nuvole grigie, sarò dentro una favola magica. Primavera tutto si colora, un istante dura l'eternità. Poi l'estate che se la divora, ma c'ha paura perché lo sa che l'autunno scalpita non vede l'ora di darla in pasto all'oscurità. Ma deluso resterà l'inverno che quando giungerà sarò già scappato via su una bici verso il mare. E avrò sul viso il sorriso di chi ha il sole nelle mani ed un drink tropicale. Primavera tutto si colora, un istante dura l'eternità. Poi l'estate che se la divora, ma c'ha paura perché lo sa che l'autunno aspetta l'occasione buona di darla in pasto all'oscurità. Ma deluso resterà l'inverno che quando giungerà non mi troverà. Primavera tutto si colora, un istante dura l'eternità. Poi l'estate che se la divora, ma c'ha paura perché lo sa che l'autunno scalpita non vede l'ora di darla in pasto all'oscurità. Ma deluso resterà l'inverno che quando giungerà sarò già scappato via su una bici verso il mare. A ogni respiro più distante da qui il buio non mi avrà mai e dovrà darsi pace via su una bici verso il mare. Il sole nelle mani ed un drink tropicale. Grazie. Spero di venire nel posto giusto, mi hanno detto di venire davanti a prendere le domande. Ciao Francesco. Qua in mezzo, al centro. Ecco, ok. Dunque, è abbastanza evidente un approccio cantautorale alla composizione dei tuoi brani.
Volevo sapere come e quanto interagiscono gli altri tuoi compagni di viaggio nel processo compositivo. Bene, il processo compositivo di solito sono abbastanza geloso anche di quello che scrivo, e sia che per quanto riguarda la musica che i testi, quindi anche se provassero a intervenire sarei io a bloccarli. Però diciamo che per quanto riguarda testo e musica scrivo più o meno tutto io. Loro servono poi per rendere questi arrangiamenti potenti e poterli portare, diciamo, in giro senza avere piano e voce basta, perché comunque piano e voce non riesco a fare altrettanto, a dare quella carica che invece col gruppo si raggiunge. Quindi inizialmente lavorate a compartimenti stagni e poi invece vi Sì, mischiate. io porto in stanzetta, tra l'altro la stanzetta arredata con le lucine come abbiamo cercato di riprodurre qui, e porto musica e testo, poi l'arrangiamo un po' insieme, però diciamo gli accordi e la melodia e il testo ci sono già. Senti, ti vorrei chiedere qualcosa anch'io. Dunque, mi sembra che sia la seconda partecipazione, o comunque diciamo tu sei stato qui 4 anni fa, e in questi 4 anni ho letto ci sono state diverse cose, premi vinti, grossi eventi live tipo Campovolo, uno su tutti, qualche partecipazione televisiva, quindi dà l'idea di un percorso piuttosto intenso. Ora, quindi rispetto a 4 anni fa, in che cosa ti senti non necessariamente migliore o peggiore, ma cambiato, ecco, rispetto all'esperienza di 4 anni fa su questo stesso palco? Beh, sicuramente ho cominciato molto anche a fare dei concerti da solo, piano e voce, o piano e chitarra e voce, o piano, basso, chitarra, come abbiamo fatto qui, e questo mi ha dato molta più sicurezza sul palco, perché altrimenti prima, appunto, senza il sostegno del gruppo dietro, prima non mi muovevo. Invece in questi anni, appunto, ho cercato di muovermi anche su un punto di vista più cantautorale, nel senso di cercare di fare qualcosa anche piano e voce che potesse rendere bene lo stesso, e questo poi quando ho il gruppo alle spalle mi rende ancora poi più sicuro di me. Ho una domanda anch'io. Tu hai presentato il gruppo dicendo oggi praticamente siamo in versione acustica. Questa è ricorrente, la normalità, l'altra versione che forma prende? Ultimamente la formazione è così, o addirittura più ridotta ancora, tipo appunto chitarra e voce, addirittura proprio piano e voce, è sempre più richiesta, perché poi noi, essendo di Parma, ci sono molti locali dove non accettano una batteria, o comunque dove ci chiedono di venire in modo più acustico possibile, di tagliare, esatto. Perciò abbiamo, per aumentare le possibilità di suonare in giro, abbiamo deciso anche, cioè ci viene più comodo così, i locali ci chiamano molto di più, quindi è ricorrente proprio perché è molto richiesto adesso l'acustico. Ma se no come sarebbe? Se no sarebbe, c'è una batteria e un'altra chitarra. Diventa gruppo pieno, diciamo. Sì, sì. Solo che di solito quando diciamo il gruppo pieno lo utilizziamo magari nelle discoteche o nei locali dove proprio la gente vuole ballare, mentre invece nei locali che sono un po' più appunto da sedersi e ascoltare con calma, preferiamo anche noi la versione acustica. E cambiano naturalmente anche gli arrangiamenti, diventa tutto più elettrico, Esatto, così? sì, abbiamo dovuto riarrangiare un po' il tutto proprio. Capito. Bene, grazie. Ciao, prego ragazzi. Allora io volevo chiederti una cosa, più che una cosa condividere con te una mia impressione. Ti seguo da un po' di tempo, da quando ci siamo conosciuti la prima volta qui appunto a Musicultura, e ho sempre apprezzato quella che secondo me è una tua dote, cioè una capacità, una tendenza ad essere semplice senza semplificare, un desiderio di amare, cioè la capacità di amare la canzone ma non cercare di fare cose che sono già state fatte. Anche in questi brani, specialmente nel primo, che è quello che a me piace personalmente di più, trovo un approccio potenzialmente molto potente, che però poi a mio avviso non si traduce dal punto di vista della resa, anche tu parli di acustico, ma l'acustico è, diciamo, una scienza per certi versi esatta, cioè bisogna fare le cose calibrate, cioè questo è un acustico nel senso che c'è una chitarra, un piano, non vuole essere una critica, ti ripeto, vuole essere un modo di capire perché se tu ti rendi conto
di quello che dico io, oppure secondo te sto sbagliando, cioè secondo me queste canzoni non rendono per quello che rendono una volta che vengono proposte sul palco. Non so, le abbiamo studiate bene in ogni piccola controcanto di chitarra, eccetera, quindi abbiamo cercato proprio di gestirlo bene. Poi, cioè, non ho capito, sul palco secondo lei non rendono... No, cioè, rendono... ti faccio un piccolo esempio. Capisco che non puoi fare piano e voce tutto, no? Però nei momenti in cui rimanevi piano e voce, la canzone, mi riferisco soprattutto alla prima e anche alla seconda, diciamo, più da un tono più intimista, acquisivano subito una densità diversa secondo me, quindi gli altri strumenti bisogna che facciano cose coordinate con il testo, con quello che stai cantando. Diciamo che anch'io stesso con l'arrangiamento con una batteria potente dietro, anche già a volte con un basso elettrico così, sento che c'è qualcosa della canzone che magari si perde, perché appunto piano e voce, essendo una cosa molto cantautorale, molto intima, è una cosa da cantare proprio quello che la sta sentendo in quel momento, la sta cantando e basta, senza nient'altro. Però appunto per quello, proprio in questi anni ho cercato anche di prendere una via un po' più solitaria. Dall'altra però penso che se studiato bene può rendere anche così, può essere intimo allo stesso modo, allo stesso tempo, poi magari, non so. Va bene, grazie Francesco. Grazie a voi. E anche ai tuoi compagni di viaggio. Ciao. Grazie. Seconda proposta di stasera, Dante Francani. In bocca al lupo. Sì, buonasera a tutti. Sono Dante Francani, ho 39 anni. Vengo da Roseto degli Abruzzi e sono davvero lusingato di essere stato invitato qui alle audizioni di Musicultura. Davvero non me l'aspettavo. Ho passato il San Silvestro più bello della mia vita. Niente, il primo brano che andrò a cantare si intitola Tuta Blu, o la ballata dell'operaio, ed è un brano che è dedicato, come si evince facilmente dal titolo, alla mia categoria, cioè quella degli operai metalmeccanici. Quindi io non vivo di musica, sia ben chiaro. D'altra parte però questa canzone vorrebbe andare a, diciamo, sottolineare, a evidenziare una crisi, che è la crisi attuale, che prima ancora che di matrice economica lo è sicuramente è una crisi socioculturale. La sveglia, poi cerchi in un angolo della tua mente la voglia. Ti guardi allo specchio e sai che non potrai trovarla, perché sollevare quei pesi ti sfianca le membra al passare dei mesi, perché quel rapporto salario-lavoro ti leva rispetto, ti toglie decoro, perché respirare lo zinco ed il ferro t'ammazza i polmoni e ingrassa il verro. Tuta blu,
motore economico, asse portante di questo paese. Sei tanto importante, ne sei cosciente, però non arrivi alla fine del mese. Rischiara la mente, riaccendi un cervello assuefatto al calcio dal grande fratello. Insegna ai tuoi figli quel po' di cultura, di memoria storica, senza paura. Tuta blu, tuta blu. La rabbia è un piccolo fuoco che poi si trasforma in incendio, perché aumenta tutto tranne il tuo stipendio. Un calcio, un pallone che vale 1 milione, mentre il tuo sudore non vale più niente. S'accentua il divario a formare un burrone in cui scivola il povero e sale il potente. E ai bordi di questa voragine siede il politico, ozioso e indifferente. Oh, tuta blu, tu sei il monumento dai piedi alla testa in Italia, l'esempio di cosa amor patrio, sei il padre famiglia, la lotta e l'antitesi a questo scempio politico a salvaguardare una casta di destra o sinistra ma coi soldi in tasca, senza progetti e senza un risparmio. Sei l'equilibrista sul filo del senso precario. Oh, tuta blu, tuta blu, tuta blu. Scusate l'emozione. Grazie, grazie. 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 Il secondo brano che andrò a cantare si intitola Pindaro ed è il brano al quale forse sono più affezionato, perché è un brano molto corposo e ha il fine di insegnare a mia figlia determinati valori, tra cui il rispetto per l'ambiente. Pindaro. Son tante quelle notti in cui ripenso a come da bambino spensierato volavo su nel cielo come un falco, bastava chiudere gli occhi e ci riuscivo. Planando sopra un prato trasmigravo nel corpo di un atletico stambecco, scalavo le pareti del Gran Sasso guardando il panorama mozzafiato. E ancora oggi riesco a volare da fermo restando seduto e insegno a mia figlia il sublime segreto del comunicar stando muto. Le insegno a sentire le squame crescere sopra il suo corpo quando si tuffa nel mare ammirando un fondale o un corallo contorto. Mia madre mi sgridava preoccupata per riportarmi con i piedi a terra, ma la mia mente scollegata nel suo trance, ma non di certo in guerra, tornava poco a poco a decollare, come il vento divorava le distanze, per scoprire luoghi ameni e paradisi, in emisferi traboccanti di speranze. E ancora oggi riesco a volare, lo ammetto, mi aiuto col vino, non vedo l'ora d'aspettar con mia figlia giù in spiaggia che venga mattino, per guardar quella palla di fuoco emergere piano dal mare, da madre affettuosa diffonder calore alla flora e alla vita animale.
tante quelle notti in cui rivedo Rosanna canticchiar le mie canzoni, non più preoccupata, anzi fiera del suo Pindaro distratto e dei suoi voli. E ancora oggi riesco a volare, prendendo un po' a calci il cervello, la pace nel mondo, il disarmo totale di Pindaro, il volo più bello. Non più una cultura stagnante che intorpidisce la mente, non più una politica sterile ma volta solo a servire la gente. Grazie, 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 siete gentilissimi. Grazie. Come avrete capito, il mio è un po' un tipo di cantautorato vecchio stampo. Ci sono dei pilastri fondamentali per quanto riguarda il cantautorato italiano, che sono quelle persone davvero eccezionali come Guccini, De André, Bertoli, Battiato, De Gregori, ma loro sono davvero la punta di questo grosso iceberg culturale che dovrebbe essere un po' scongelato e un po' riproposto. E io ho voluto dedicare una canzone al cantautorato in generale, dicendo che sono persone eccezionali coloro che riescono a unire poesia, musica, storia, ode al cantautorato. Quando il silenzio è assordante o quando il ghiaccio è bollente, insomma, quando figure retoriche degne di nota mi vengono in mente, lucido porto il pensiero all'opera di Fabrizio, alle poesie di Francesco che in fondo sottendono sempre quel vizio, ti portano al ragionamento, ti impongono sempre una scelta. Non parlo d'un semplice bivio ma di ramazioni contorte di un delta. Allora incominci una strada senza sapere se è giusta, ma tornare indietro è lecito, cambio opinione cambiando la pista. Questo in fondo dovrebbe essere il ruolo del cantautorato, parlare di storia come Pierangelo, di politica come Battiato, e invece noi viviamo di parole vuote, aride, ritornelli frivoli che scrivon mani avide. Quando la fama ti cambia, quando il successo dà boria, chiediti quali canzoni fanno cultura passando la storia. Parlo di Bocca di Rosa, Rosso Colore, L'Avvelenata, la cura Franco Battiato, come l'ha scritta, come l'ha inventata. Questo è cantautorato e bisogna farne tesoro. Pierangelo non camminava ma aveva in petto il cuore di un toro. Oggi basta truccarsi, vestirsi come pagliacci,
spogliarsi nudi, esser scurrini senza più trame né canovacci. Invece il cantautorato penetra dentro la pelle, parla, comunica, è propositivo, quando lo ascolti ti manda le stelle. Invece noi viviamo di parole vuote, aride, ritornelli frivoli che scrivon mani avide. Più non si sente parlar di ossimori e metafore, ma di concetti inutili, più falsi delle favole. Grazie. Grazie. Vorrei presentare... Grazie. Grazie. I versi delle... Grazie, davvero è un momento fantastico. Vorrei dire che i versi delle mie canzoni sono stati impreziositi da Fabrizio Mandolini al sassofono, Gabriele Pesaresi al contrabbasso, la fisarmonica era quella del maestro Daniele Falasca, una giovane promessa del nostro amato Abruzzo, Pierluigi Fidanza alla chitarra, e Glauco Di Sabatino alla batteria. Grazie, siete stati splendidi, siete dei veri amici. Ho la salivazione azzerata. Eccomi. Eccomi qua. Senti, per alleggerire questa atmosfera emotiva che ti meriti tutta, ti farò una domanda che non ha niente a che vedere con il tuo mondo compositivo da un punto di vista testuale. Mi incuriosisce sapere come da uno studio del piano a 8 anni, come tu ci racconti, sei riuscito poi ad invertire la marcia e a farlo diventare uno strumento che riesce ad accompagnarti egregiamente. Io penso che lo studio iniziale non sia quello, sia di natura completamente diversa. Come sei riuscito poi a farlo diventare uno strumento d'accompagnamento sul quale ti muovi molto bene e sottolinei le tue frasi? Credo che non ci sia un modo in particolare o uno studio o una tecnica o una legge ben precisa con la quale
diciamo, compongo i miei brani. Essenzialmente deve venire fuori un'idea, cioè un'idea. Io parlavo di come suoni, di come ti accompagni. Il processo, tu hai iniziato a studiare pianoforte a 8 anni e pensi in modo classico. Sì, il pianoforte classico. Ecco, come sei riuscito poi a farlo diventare il tuo strumento, lo strumento che ti accompagna? Perché è un metodo completamente diverso poi. Studiare il pianoforte classico, quindi studiarlo al conservatorio, credo sia molto più difficile che fare un accompagnamento tecnicamente banale, perché anche quando canto tuta blu l'accompagnamento è banale, è un semplice arpeggio, è un 6 ottavi di una semplicità estrema, e quindi nel momento in cui ho scoperto la mia voce, ho scoperto di saper scrivere in maniera abbastanza elegante, allora lo strumento è diventato solo un qualcosa che va a valorizzare ciò che scrivo. Non sempre mi riesce, certo. Grazie. Sono qui. Vi ringrazio tutti per il modo estremamente bello in cui avete testimoniato il vostro accordo, il vostro fare insieme. Ora, tante sono le domande che vorrei farti, ma devo limitarla ad una. E nelle tue note che abbiamo letto hai dato spazio tanto ad aspetti che riguardano la tua vita professionale e lavorativa, tanto ad aspetti del tuo privato. Nelle tue canzoni questa terna di elementi, la famiglia, il lavoro che fai come prestatore d'opera e l'arte, sono coniugati in maniera efficace e abbastanza sincera, per quanto si possa dire questo. Ora, quello che volevo chiederti è in che modo la tua vicenda di lavoratore trae spunto da aspetti della storia di questo paese e li trasfonde nella canzone, perché se guardiamo indietro alla storia della canzone vediamo che molto spesso si è cercato di tirare in ballo aspetti del lavoro, lo faceva per esempio Celentano, lo hanno fatto altri, ma non era mai un rapporto nel quale si vedesse anche questa sfera personale, cioè era sempre qualcosa che l'operaio faceva per conto degli altri operai. Invece nelle tue canzoni c'è un io che non è soltanto la tuta blu come tipo di persona, ma sei tu. Sì, è sicuramente la mia personalità, nel senso che ci sono, non vorrei sembrare retorico o banale, però credo che le differenze siano eccessive. Basti pensare allo stipendio di un calciatore che sì, farà anche una vita sacrificata, ma io penso che siamo noi i veri atleti, noi siamo olimpionici, noi operai metalmeccanici siamo davvero olimpionici, per cui ecco, è venuta fuori questa personalità di cui lei mi chiedeva e la canzone è diventata una sorta di valvola di sfogo, è un urlo, è una denuncia, è un mi piace urlarla. Infatti quando sono contento spesso e volentieri non mi esce bene la canzone. Grazie. Ciao. 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 Io leggendo la tua biografia ho letto che ti sei diplomato a 15 anni in conservatorio, in solfeggio. Sì, solo solfeggio, teoria e dettato, Okay, sì. ma poi fino al 2013, quando tua moglie ha mandato un pezzo in radio, cosa è successo parlando artisticamente nel frattempo? Ho scoperto un mondo completamente nuovo, infatti questa per me questa è la mia seconda uscita. Non so cosa sia un borderò, non so cosa sia un soundcheck, non so nulla. Io sì, forse qualche amico viene ad ascoltarmi a casa, ma si limita a questo. Quando entro in un teatro, cioè, l'emozione è grandissima, quindi è successo che si è aperto di fronte a me un mondo nuovo dove ho conosciuto tanta bella gente e dove mi è capitato di
potermi esprimere e potermi riguardare in maniera diversa. Ho preso tanta sicurezza in me stesso, quindi figuratevi come ero prima. Dante, sono qui. Dici che è la tua seconda uscita dal vivo, no? Sì. Ma con questi musicisti ti sei trovato occasionalmente per questa partecipazione a Musicultura, quindi avete messo su questi brani insieme o sì, cosa? Ti rispondo immediatamente. Nel momento in cui sono stato preso alle audizioni di Musicultura, il fisarmonicista Daniele Falasca, che è un caro amico che ha una scuola di musica a 20 metri da casa mia, mi ha proposto di valorizzare queste cose. Successivamente Fabrizio, il maestro di sassofono, mi ha chiamato dicendomi: guarda che secondo me questa carta te la devi giocare in maniera diversa. Naturalmente non parlo di... Ecco, la fortuna è sicuramente che queste persone eccezionali, pure, genuine, e non lo dico così per dire, abitano, quello che mi abita più lontano abita a 100 metri da casa mia, quindi sono stato fortunato in questo e loro hanno deciso di valorizzare i miei pezzi in questo modo qui, mi sono messo nelle loro mani. Il lavoro d'arrangiamento che avete fatto insieme è nato una in questa prova, forma? Abbiamo fatto un'ora di prove abbiamo fatto. Allora siete bravi. Grazie. 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 Scusami, nonna. Allora, qui. Ah, ecco. Allora, lei ci ha parlato del cantautorato come quasi a sottolineare un'unica categoria. In realtà sappiamo che il cantautorato italiano è vasto e variegato, ecco. Volevo chiederle, lei da chi ha maggiormente preso spunto? Cioè, chi segue di più o comunque sceglie che tipo di cantautorato vuole seguire, ecco, anche nel percorso che l'ha portato fino a qui e che l'ha portato a essere lei stesso un cantautore? Sicuramente i 4 pilastri di cui sopra sono quelli a cui mi sono ispirato di più, però sono aperto a ogni genere musicale. Cantautorato per me è una parola vastissima, c'è il buon cantautorato e quello meno buono, è come quando si fa un piatto di pasta col sugo, il sugo a volte esce più insipido, a volte è perfetto, e quindi credo che anche il cantautorato possa essere paragonato a un qualcosa che a volte è migliore, a volte è peggiore. Non credo che ci sia, tantomeno io, qualcuno in grado di poter riproporre la colossale opera di Bertoli, Battiato, Guccini, De André. Per me loro sono dei pilastri. Certo. Bene, grazie. Prego. Allora, sembra che siano terminate le domande. Grazie. Grazie, ci ha aiutato a respirare una bella boccata d'aria pulita. E Grazie buon a voi. rientro, ciao. Grazie. Adesso invitiamo in scena Marlò.
Buon pomeriggio a tutti. Io sono Marlò, ma questo l'hanno già detto. E loro sono i miei musicisti, i miei amici e i miei psicologi, a quanto pare. E adesso, appena sono pronti, vi raccontiamo qualcosa. La donna di scorta è quella delle 3, è quella delle 3, è quella per 2 ore. Alla donna di scorta racconti come stai, se il tuo migliore amico ancora sta dormendo. Niente domeniche da consumare, né aspettative da soddisfare, niente dolcezza, niente attenzioni, nessun ultimo bacio né spiegazioni, rimasugli di tempo ed avanzi di cuore. Rimasugli di tempo ed avanzi di cuore. Una donna di scorta la vogliono un po' tutti, ma tutti solo per un po', perché non è abbastanza. La donna di scorta non sa cos'è un bel gesto nella normalità, o essere un pensiero. Niente domeniche da consumare, né aspettative da soddisfare, niente dolcezza, niente attenzioni, nessun ultimo bacio né spiegazioni, rimasugli di tempo ed avanzi di cuore. Rimasugli di tempo ed avanzi di cuore. Alla donna di scorta prometti il mondo intero, poi la lasci sul cuscino sola con il tuo profumo. Grazie. Niente, non ce la posso fare, quindi non fa niente. Il prossimo pezzo che vi faccio ascoltare è nato, cioè io speravo di far nascere più pezzi in questo modo, visto che soffro di insonnia abbastanza pesantemente. E una delle poche sere in cui dormivo mi sono svegliata perché ero ossessionata nel sonno da una frase ricorrente che era, e questo è tutto dire, mente la mia mente su ciò che sente inconsciamente. Io l'ho appuntata e poi ci ho pensato la mattina dopo ed è venuta fuori questa cosa qui. Mente la mia mente su ciò che sente inconsciamente, si aggrappa a mongolfiere ma le ancore ai piedi. Chissà come sarebbe lanciarsi giù nel vuoto sapendo di non farsi male, se almeno in quel momento sapesse non pensare. Così dentro la mia mente un vuoto e solamente un la 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 e la 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 e la la la
mente alla mia mente, su ciò che senti inconsciamente, si aggrappa a mongolfiere ma. Grazie. Io saluto e ringrazio parte dei miei musicisti, che sono Giuseppe Chiara alla chitarra, Michele Cocciardo alla batteria e Raffaele Trapasso al basso. Non li caccio tutti e resto solo con Giuseppe Seccia. E vi facciamo sentire l'ultimo pezzo e io sono molto felice. Vi prego, buttate un po' di terra nel mio pozzo, pieno di acqua dove tutti si specchiano, tutti si riconoscono, si sentono capiti e mai giudicati. Vi prego, buttate della terra nel mio pozzo, fate che sia meno profondo, circondatelo e fate che sia meno solo. Buttate un po' di terra, vi prego, e che le voci facciano meno eco, che le parole non si ripetano più. Tutta questa pietra, il sole non arriva mai fino giù, ed è proprio nel profondo che non mi riscaldo mai. Non ho desideri, solo quelli degli altri, non ho regali o fiori, se non quelli che gettano gli altri, se non quelli che gettano gli altri. Vi prego, buttate della terra nel mio pozzo, fate che sia meno profondo, circondatelo e fate che sia meno solo. Buttate un po' di terra, vi prego, e che le voci facciano meno eco, che le parole non si ripetano più. Questa profondità con il tempo mi ucciderà. Questa profondità con il tempo mi ucciderà. Vi prego, buttate della terra nel mio pozzo, fate che sia meno profondo, circondatelo e fate che sia meno solo. Vi prego, buttate della terra nel mio pozzo, fate che sia meno profondo, circondatelo e fate che sia meno solo. Buttate un po' di terra, vi prego, e che le voci facciano meno eco, che le parole non si ripetano più, che le parole non si ripetano più. Grazie. Giuseppe Seccia.
vi vedo. Dunque, come Acoustic Trio, ho letto che vi proponete con un repertorio di cover rivisitate, nelle quali infilate anche alcuni di questi brani inediti. Ecco, sono curioso di sapere come si vive questa doppia realtà, cioè nel senso, la cover aiuta a catturare l'attenzione del pubblico che vi sta ascoltando, oppure proporre dei modelli serve a come dire, costruire una sorta di palizzata per meglio inquadrare quello che è il percorso originale? Io credo che purtroppo, tra virgolette, quando si è all'inizio, soprattutto per iniziare a fare delle serate nei locali, le cover siano fondamentali, sia per quella che è la gavetta, e ci sta, e poi perché comunque presentarsi in un locale dove tendenzialmente la gente non viene specificatamente per ascoltare te, con un repertorio totalmente inedito è più difficile. Quindi noi le cover le abbiamo proposte un po' come esperienza per noi, e un po' perché aiutano comunque a farsi conoscere in qualche modo. Quindi io comunque la trovo una cosa positiva, sperando comunque di poter, andando avanti, poterne fare meno, comunque scegliere qualche chicca da inserire all'interno di un repertorio di inediti. Grazie. Grazie a te. Ciao, sono qui. Ciao. Volevo chiederti, visto che anche negli artisti più spontanei c'è comunque una storia di ascolti, cioè loro ascoltano molto, volevo chiederti se anche tu magari hai delle cantanti o delle artiste da cui trai magari ispirazione. Beh, io credo che comunque più o meno tutti, più o meno volontariamente, abbiano un punto di riferimento. Io, se ti dovessi dire qualcuno di specifico, non ne ho. Ho tante atmosfere, nel senso che ci sono tante cose che mi piacciono di tanti cantanti, quindi ti potrei dire Sarah McLachlan per me è uno dei punti di riferimento più grandi che ho, però quello che mi piace poi effettivamente del suo modo di cantare è che quando inizia a cantare cambia l'atmosfera, e io sono un po' fissata con l'atmosfera, quindi più che un punto di riferimento sulla vocalità ce l'ho molto sul modo di portare quello che si scrive o che si racconta. Grazie mille. Grazie a te. Federica, una domanda che riguarda, sono qui al centro. Sì. Una domanda che riguarda l'uso della voce, il tuo registro in particolare. Mi sembra evidente che tu tendi al registro più alto che hai a disposizione, o almeno lo sfrutti un pochino di più. Sì. È una cosa che ti viene naturale, e poi quanto ragioni invece sull'uso anche nella scrittura, perché evidentemente poi riguarda la tonalità che scegli, di usare invece il tuo registro medio, che in un certo senso nel momento dell'uso del registro più alto può essere più soft, più riposante. Sì. Allora, diciamo che nella scrittura non è ragionato, nel senso che non scrivo pensando alla tonalità in cui sto scrivendo, quindi che note andrò a toccare con la voce, no, tendenzialmente no. Poi mi rendo conto però che naturalmente ogni volta che scrivo mi ritrovo sempre in una sorta di range vocale più o meno simile. Credo che sia dovuto al fatto, sempre tornando al discorso dell'atmosfera, perché sostanzialmente io perlomeno sento molto l'atmosfera legata magari ai respiri, alle voci un po' più leggere, ecco. Quindi sì, non credo che sia calcolato, però è una cosa che mi piace molto usare. E in alcuni pezzi credo caratterizzi anche il pezzo in sé o quello che viene detto, ecco. Grazie Federica. Grazie a te. Eccoci qua, ciao Federica. Salve. Io volevo chiederti se innanzitutto farti i complimenti per degli spunti proprio a livello testuale, nel senso che la donna di scorta è un'immagine che apre subito un orizzonte che poi
no? Si può riempire in tanti modi e tu l'hai fatto con molto tatto e non in maniera banale. Quell'inserto quasi psichedelico all'interno del secondo brano è una sorta di piccolo effetto Cohen, cioè un break cerebrale in chi ascolta e ti porta e quindi evocando anche percorsi mentali probabilmente che ti hanno portato a scrivere quel testo. Però scrivi non rispettando né la metrica, diciamo l'ortodossia della metrica, né la rima o l'assonanza. Ci sono anche altri brani in cui invece provi piacere a confrontarti con la rima e con la metrica, o questo è una scelta che caratterizza tutte le tue canzoni? Allora, io forse si è capito, non ho un metodo preciso, comunque non scrivo ragionando su quello che scrivo. Detta così sembra una cosa non molto positiva, però no. Cerco di scrivere molto di getto, ma semplicemente perché non credo molto nei metodi in generale, quindi scrivo quello che mi viene. Per adesso nel bene e nel male questo è quello che è uscito. Poi adesso che sto iniziando a scrivere di più, mi sto dilettando anche magari a divertirmi, a fare qualcosa di più ragionato, quindi magari dei testi sì, con delle assonanze o delle rime particolari o cose così. Per adesso no, questi sono usciti così e sono usciti senza rime, magari poi ne uscirà qualcun altro un po' più ragionato che non sarebbe male, ecco. Allora io ti auguro di fare belle scoperte anche in quella direzione, Grazie. rispettando però la pulizia, diciamo, del nucleo compositivo ideale. Grazie. Grazie Ciao a Federica. voi, arrivederci. È la volta di Mattanza, benvenuti. Buonasera, noi, come ci hanno già presentato, siamo i Mattanza. L'I.T. è il primo brano che andiamo a presentare ed è una sorta di processione. Anticamente, lungo il fiume Amendolea si racconta, si narra da un'antica leggenda che una processione formata da morti viventi raccomandasse attraverso il suo lamento, infatti l'I.T. arriva dal greco lete, lamento, raccomandasse ai vivi di non dimenticare quello che loro stavano lasciando. L'I.T. Cose prospere e contenti come voi non contemplati,
questi nostri aspri tormenti. Sabu chi sia purgatorio di Maria. Quando hanno giuntaveria, quanto in ombra di difetto, chi sto fuoco e fuoco tali, con pensiero duro eterno. Chi sto fuoco questi uguali, aria qui in un ferro. Voi chi non pensati di bene che goditi, che di noi furono acquistati con travaglio spiselliti. Trapassando di sta vita, ti lasciamo tutta tu. Corona ogni povero laduna di dassati beniari, tasti fiamma ardente forti, Una giorno si guariti, come a lui la vostra sorte. Da noi c'è un detto che dice: occhio non vidi e cuore non doli. La me sorti da separati e si parti lunga via per i sorti parra con mia. Vieni presto, non tardare, dimmi come hai accampari. Vieni presto, non tardare, dimmi come hai accampari.
buttanamu scapolari, coio portava 300 parini, rittino cionco di mani e di piedi, sopra un tignoso che era a capire, occhio non vidi e cori non doli, imbiria con l'occhio rebai la fortuna, con già fortuna non vali usapiri, con non ci voli usapiri non giova. Buttanamu scapolari, coio portava 300 parini, rittino cionco di mani e di piedi, sopra un tignoso terava a capire, occhio non vidi e cori non doli, imbiria con l'occhio rebai la fortuna, con già fortuna non vali usapiri, con non ci voli usapiri non giova. Conocchia e anche rossa come si di voi e tornerò a morire mica mai da ingiamisini bellizzi tuoi modi la vita è bella si la voi dammi la mani la voglio data di mani noi la voglio data di mani noi la voglio data di mani
la ricamai, senza misini felici noi. Modi la vita bella si lavori, modi la vita bella si lavori. Non mi la piglio, la voglio data di mani, no, la voglio data di mani, non mi la piglio, la voglio data di mani, Mario Locascio alle chitarre, Gino Mattiani, fisarmonica e tastiere, Giacomo Farina alle percussioni, Roberto Aricò al basso, Fabio Moregas alla chitarra battente, Rosa Maria Scopelliti alla voce, la nostra Valentina Pagano, road manager, che ci accompagna. Anche lei merita un applauso. Fa molti sacrifici con noi. Carmelo Calatozzolo, il nostro fonico. E volevo ringraziare Musicultura, naturalmente, che ci ha dato questa opportunità. Noi veniamo da una terra dove questi festival in effetti sono forse meno importanti, anche se si prova ad essere importanti anche lì. Veniamo dalla Calabria. Io sono l'umile Mimo Martino che da tanti anni lavora su questo progetto e che non dimentica mai ad ogni fine concerto di specificare una cosa importante, che un popolo senza storia è come un albero senza radici, è destinato a morire. E grazie a voi anche per averci portato questi suoni, questi testi che si sente frutto di un lavoro lungo, profondo e sentito. Io volevo chiederti, Mimmo, se avete avuto esperienze all'estero e di che tipo, se avete suonato in festival, tournée anche fuori dai confini nazionali o del vostro territorio. Sì, abbiamo fatto 2 volte l'Ungheria, in 2 festival importanti, poi in Francia, poi abbiamo lavorato parecchio fuori dall'Italia. I festival però hanno la particolarità di non essere retributivi, quindi non ci possiamo muovere. Poi veniamo da una terra dove in effetti spostarsi è effettivamente molto difficoltoso. E poi, come sanno tutti coloro che hanno a che fare con gli spostamenti dei gruppi musicali, più si è, più diventa. Naturalmente. Però vedo che non ti sei fatto mancare niente a livello di suoni, sul palco. Complimenti anche a tutti i musicisti. Sono eccezionali, grazie. E ci sono altre domande? Sembra che con le tue parole e con la vostra musica abbiate soddisfatto la curiosità di tutti. Forse è la miglior cosa, tutto sommato. Grazie, grazie infinite. Grazie. Ciao.
A questo punto sarebbe stato il momento della quinta proposta della serata, cioè gli EQ, un gruppo di Cesena, se non che Ettore, uno dei componenti del gruppo, Michele, uno dei componenti del gruppo, con la compagna Maria, e sono diventati madre e padre di Ettore proprio in questa nottata. Per cui se ci seguono in streaming li salutiamo e diamo il benvenuto ad Ettore. E li aspettiamo qua la prossima domenica, dove recupereremo, come dire, il turno. Allora, vi ricordo che chi fosse interessato a conoscere poi, a vedere l'anteprima del concerto dei finalisti che designeremo alla fine di queste audizioni, in queste giornate di audizioni può prenotarsi per lo spettacolo che si terrà il 22 marzo a Recanati al Teatro Persiani nel foyer all'apposita postazione. E allora chiudiamo la serata di stasera, anzi la serata di stasera è una sorta di tautologia, chiudiamo la serata con l'assegnazione del premio Un certain regard, che come sapete, però io lo ripeto per chi fosse qui per la prima volta, non implica l'accesso nella rosa dei finalisti, è un riconoscimento alla performance che per vari motivi ha più coinvolto il pubblico e noi della giuria, naturalmente. E mi fa piacere invitare sul palco un assiduo frequentatore di queste audizioni e non solo, Massimiliano Bianchini, che è anche il nostro assessore alla cultura della provincia, che ha la targa e credo dirà qualcosa, soprattutto a chi va il premio. No, se volete parlo anche, no? No, scherzo. Allora, qui si canta, questa diciamo. Sera, con vivo piacere, premiamo Dante Francani. Grazie, davvero, grazie, siete spettacolari, grazie. Allora, le foto sono state scattate di rito, vi ringraziamo tutti, vi auguriamo una buona finale di domenica e l'appuntamento è a venerdì prossimo. Ciao, buona serata. Che pista sono? Sulla 1? Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore, non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho una faringola nicotracheite. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, butta caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi, decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano. 5. Campionare i suoni di Prince.
6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, butta caso Coppi, Caruso, Lindbergh. Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo. Se lui è solo, Va bene, se è sposato, non va bene, se lui è solo perché lei si droga, va bene, se lui è solo perché preferisce drogarsi, va bene, se lui è solo perché lei è un po' puttana, lasciare in coda il numero di telefono di lei. grazie, 9. Parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tua sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città Parigi, Cernusco Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo. Nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi. Giusto? No, tutti insieme. Giusto? giusto, Ti amo Italia. Dimenticato niente? Ah sì. Prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco.